quella è Cervo. Cervo Ligure, sì. Bellissimo. È una perla della Liguria. Bellissimo paese, però noi per attraccare dobbiamo andare qui proprio mezzo miglio verso ovest, perché siamo a San Bartolomeo a mare, a Marina di San Bartolomeo. Marina di San Bartolomeo. Piccolo porto, ma anche quello un gioiellino. Un po' come fosse un piccolo campeggio. Ah, E quindi la gente si conosce, sono tutti amici, si aiutano, vanno a pesca insieme. Ho sentito che è un porto famoso per chi vuole fare cambusa. Cioè tu arrivi lì e poi col carrello vai al supermercato e ti portano... Materialmente fanno così, prendono il carrello del supermercato e vanno direttamente in barca col carrello. Che è una comodità. È una comodità perché non devi portarti le sporte. Il pescaggio del porto qual è? E all'ingresso sono 3,50 metri che però si riducono rapidamente a una media di 2,40. Quanti posti barca avete? Siamo sui 166 posti effettivi. Senti, com'è esposto il porto e quali sono i venti che fanno soffrire l'ingresso? Scirocco e libeccio. Essenzialmente il libeccio fa battere un po' le barche. Lo scirocco è un grosso problema perché secondo come entra l'onda di scirocco può creare dei problemi alle barche che sono in cima ai pontili. Comunque state allestendo anche il canale radio che sarà il 9, giusto? Sì, giusto. Allora affrontiamo l'ingresso. Affrontiamo l'ingresso del porto. Ce la possiamo fare? Sì. Con il mare di oggi direi che sì, tranquillo. Ce la possiamo fare anche con un canottino. Sì, tranquillamente. Per prenotare il posto barca qui siamo in un circuito. Sì, c'è la possibilità da quest'anno di utilizzare la Yacht Pass. Tutte le marine che utilizzano lo stesso software possono trasmettere i dati dei clienti, metterli su internet e ogni porto che è collegato può scaricare i dati, quindi un servizio di velocizzazione. E il sito a cui fa riferimento è? yachtpass.net. Senti vice sindaco, la cosa particolare qui attorno come zona sono questi piccoli porti molto accoglienti, pubblici, ma l'amministrazione, una infrastruttura come il porto, ci perde, ci guadagna, perché se la tiene e non la aliena? Con attenzione negli ultimi anni abbiamo fatto sì che l'amministrazione avesse un tornaconto positivo sotto un aspetto di ritorno di immagine. Tutti questi porti turistici, questi approdi e questi punti nautici vengono utilizzati dal diportista come una vera e propria tappa della sua vacanza organizzata, nel senso che automaticamente fornendo a tutti gli utenti del porto quelle che sono brochure illustrative di tutte le manifestazioni turistiche del territorio che possono partire dalla vicina Genova fino a tutta la Costa Azzurra, appuntamenti dove il diportista si fa una tappa dietro l'altra per andare a godere degli aspetti del territorio che visita. Oh, finalmente un operatore turistico amministratore che capisce che devi mettere in rete, devi mettere in un percorso il tuo porto. Cioè non è che la gente viene qua dalla Francia e viene qui e sta qui e basta per un mese. È una specie di rosario, questa è una delle perle del rosario. Poi vai più avanti, torni indietro. Noi indichiamo senza nessun tipo di problematica, di campanilismo vario, la bellezza del luogo vicino senza nessun tipo di problema, anzi siamo contenti. Quindi è una promessa che tenete il 10% almeno dei posti per il transito? Sicuramente, forse la percentuale è anche maggiore. Un'ultima domanda, di carattere diciamo così economico, ma quanto costa passare o tenere la barca qui o passarci un giorno in transito? Se non ricordo male intorno ai 30 euro, con tutti i servizi annessi che il porto offre. Comunque avete qui tutti i tipi di imbarcazione, guarda, molte barche a vela, e un po' di motoscafi naturalmente. Anche perché il vice sindaco, essendo un velista accanito, quindi... Ah, tu vai in barca a vela? Predilige, sì. Dai, sì. Che barca c'hai? Fly, che è di fronte a noi. Ah, bellissimo. Vabbè, allora, questo è importante. Quando l'amministratore è coinvolto personalmente c'è la garanzia.